Siamo qua per la presentazione del libro di Stefania Raschilla, Raccogliersi e ritrovarsi. Raccogliersi e ritrovarsi mentre in treno, sferragliando, attraversa la campagna e poi costeggia il mare, azzurro, quieto, e all'orizzonte lento scompare il sole. Sentire l'anima traboccare, ormai sciolta da vincoli corporei, così immensamente fragile e libera. Allora sgorgano versi. Bella, brava. Allora, già da questa lettura di questa poesia si deducono alcune caratteristiche della poesia di Stefania. La prima è l'immediatezza, per una poesia comunque che appena letta riesce subito a suscitare delle forti emozioni, arriva così, proprio come direi un cazzotto, perché un pugno, perché magari è qualcosa di negativo, però arriva subito dentro, insomma, ti riesci a percepire immediatamente. Non è un linguaggio come purtroppo la poesia moderna si usa a scrivere, arcaico, diverso, complicato, usi le poesie, le parole di tutti i giorni, però comunicando magari delle sensazioni diverse. Io credo nella semplicità e comunque a me un pochino infastidisce a volte quando la poesia moderna appunto usa dei termini arzigogolati, troppo volutamente strani. Sì, la poesia secondo me è un codice, ecco, essendo un codice tu dai al lettore gli strumenti per comprenderlo immediatamente. È una poesia molto musicale e soprattutto leggera, insomma, affrontando certe volte anche delle tematiche crude o complicate o anche pesanti addirittura. Cioè, poi, in questa raccogliersi e ritrovarsi, ciascun poeta può ritrovarsi, cioè il poeta si rende conto di come l'ispirazione arriva. Infatti, e il verso rimane sulla carta. Parlavamo prima con Stefania di come questo libro fosse proprio un canzoniere, quindi un libro studiato con un inizio ed una fine. Infatti questo raccogliersi è proprio non soltanto raccogliere le idee, raccogliere le emozioni per la scrittura. E poi io spesso voglio farti una domanda: tu scrivi il getto oppure magari il tuo modo di scrivere è più lento, nel senso devi lasciarsi diventare le parole riguardo un ricordo e poi magari scrivi dopo qualche settimana, qualche giorno? La risposta è dipende, però, nel senso dipende, alcune mi vengono praticamente di getto e poi faccio poche modifiche, altre invece assolutamente no, ci metto non solo più tempo ma poi le rivedo, le riguardo, cambio la parola, cambio la disposizione anche dopo anni, per cui dipende dalla sensazione, dipende dall'argomento, dipende non c'è una regola precisa. Sonno, a Chiara. Cosa avrei dato per poter spiare i tuoi piccoli occhi chiudersi nel sonno? Ma ti tenevo in braccio contro me, seduta sul bus affollato. L'ho letto impresso negli occhi scuri, stupiti, divertiti, inteneriti, della sconosciuta seduta di fronte, mentre prendevi docile i miei baci sui capelli. Come sei tenera, figlia, quando ti vince il sonno. Io resterò per sempre a contemplare, muta, immobile, come uno scoglio scolpito dal vento, quando alla luce incerta dell'aurora timorosa riappare la speranza, o il tramonto, quando verso altri mondi rapido il sole e nel crepuscolo svapore le contorni delle cose. Nei giorni ardenti dell'estate e nell'eterno algore dell'inverno io resterò a contemplare il mare, ad ascoltare la velocità profonda, muta e fedele come pietra antica, che il vento